Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente nella nostra Pecos Land. Sono davvero molto contento che questa regione si sia riempita così velocemente. Diamo una veloce occhiata alle nostre care città vicine. Abbiamo Rusty 1997 con circa 1,5 milioni di euro, wow, di dollari. Addirittura diciamo città super felici intorno alla nostra posizione. Potete vedere Nikolai, anche il nostro Julp 98. Dalle altre parti se la cavano anche abbastanza bene. Le città sono completamente sorridenti. Vediamo un po', addirittura questo sindaco si è unito da poco. Vediamo un po', questo addirittura 3 milioni e 500. Davvero stiamo facendo crescere la città in maniera unica. GBR18 mi ha contattato su Facebook che aveva tantissima voglia di giocare. San Vito addirittura 5 milioni. La regione davvero ragazzi sta diventando una mega lopoli davvero. Vediamo un po' da quest'altra parte. Questi ragazzi sono aggiunti da poco. Però torniamo alla nostra città perché dobbiamo anche noi farci valere. Allora caricamento stavolta un po' lungo. Forse per via della nuova espansione dovrà caricare qualche cosa in più. Vediamo un po'. Non è che ci dobbiamo preoccupare, eh? Ah, meno male, ringraziamo Dio. Meno male, allora vediamo cosa sta succedendo. Intanto nella nostra regione qui abbiamo la città accanto che, wow, si vedono dallo spazio grattacieli memorabili dall'altra parte del fiume Pecos. L'autostrada funziona, come grande opera non abbiamo approvato nulla, però io ancora direi di rimanere nell'ignoto. Torniamo nella nostra città. Allora, abbiamo aggiunto degli impianti industriali qua. Scusate ragazzi se adesso mi concentro nella costruzione della città, però voglio essere proprio sicuro. Le tasse erano... Cosa? È un peccato? Chi è che si lamenta delle tasse? Fossero, infatti, io mi sembra di averle già diminuite, 9%, porca miseria. Non cominciamo a lamentarci per cose inutili che davvero ti distruggo la casa con il Bobcat qua. Veramente, non cominciamo a fare gli stupidi. Qui qualcuno già se n'è andato. Perfetto. Abbiamo bisogno di una scuola. Allora, velocità massima. Qua ci stiamo divertendo a pompare petrolio. La sistemazione delle acque reflue, ok. Qui parleranno del dottor V probabilmente. Ok. Allora, vediamo un po'. Le industrie ragazzi vanno bene. Gli affari vanno alla grande. Riescono a spedire le loro merci ai negozi. Allora, è in continua espansione. Omega Co. Va bene, possiamo provare a costruirla. Quindi ci informano che possiamo piazzare questa fabbrica e fornire petrolio greggio e minerali grezzi per iniziare a produrre Omega. Vediamo un po'. Allora, Omega Co dovrebbe essere da queste parti. Una fabbrica Omega Co vuole aiutarti a fare fortuna. Allora, petrolio greggio e minerali grezzi, ragazzi, non credo di averne. Minerali grezzi non ne ho. Mi dispiace, belli, però non so come fare. Vediamo invece carbone. Forse carbone ce n'è è pochissimo nella zona residenziale. No, l'Omega Co mi sa che non la possiamo sviluppare da soli. Avremo bisogno di aiuti da parte della regione. Quindi ragazzi, magari qualcuno lo vende il minerale grezzo. Vediamo se è vero. Allora, dovrebbe essere... Aspettate, come si faceva? Non me lo ricordo. Era forse nella sezione delle merci. Vediamo, lavoratori, compratori, commercio, control net. Non me lo ricordo. Probabilmente... niente ragazzi, forse queste merci non possono essere ecco come si faceva. Sicuramente dobbiamo aggiungere un magazzino per il nostro... per i nostri minerali grezzi e acquistarli direttamente di qua. Ok. Intanto vediamo di
Vediamo come va la densità della popolazione. Ok, stiamo crescendo rapidamente, però il problema adesso è quello di aumentare sempre la capacità di costruzione. Allora, aggiungiamo un'altra bella strada. Vediamo di essere precisi. Facciamo prima così. Uno di qua. Ok. Tagliamo in mezzo. Cominciamo a costruire. Abbiamo bisogno di persone a medio reddito, quindi io adesso posizionerei immediatamente dei parchi adatti. Vediamo se possiamo fare qualcosa qui in mezzo magari. 1, 2. 1, 2. E magari aggiungere qualche altra cosa tipo così. Perfetto. La scuola, è giusto, dimenticavo. Vediamo un po'. Io vorrei... sì, la posizioniamo intanto in zone dove ci sarà... dove si eviteranno problemi, quindi con le costruzioni, quindi per esempio da queste parti. Il municipio lo possiamo migliorare a 5.000 residenti. Perfetto. Stiamo avendo una crescita però, ragazzi, troppo lenta. Ce l'abbiamo la crescita però davvero molto ma molto lenta. E rispetto alla partita precedente ho collocato tantissimi parchi in più, Cioè, vediamo un po'. Aggiungiamo qua un'altra zona. Forse perché ho costruito delle case a basso reddito nella scorsa partita. Qua possiamo creare questo altro. Cosa succede? Ah, c'è troppa pupù che fuoriesce dai water. Veramente? Che cosa succede? Ce n'è troppa? Non credo. Si sta riempiendo? Vabbè, ma abbiamo anche la regione che li smaltisce. Regione Sicilia. Ok. Ottimo. Ripensandoci, non ci sono abbastanza posti per comprare per quanto riguarda il reddito basso. Vediamo se è vero. Tasse troppo alte. Criminalità preoccupante. Ma che state dicendo, ragazzi? Un crimine commesso al giorno. Un unico crimine commesso al giorno e vi state preoccupando. Cioè, adesso, attenzione, attenzione, vediamo cosa c'è. La pattuglia, la volante di Paradise City, Take Me Down. Mamma mia. Arriva ad aiutarci, però il municipio lo miglioriamo. C'è una protesta. Allora, per quanto riguarda la sanità, problemi non ne abbiamo. Abbiamo 2 ambulanze, mi sembra. Perfetto. Per quanto riguarda la polizia, ecco, i criminali si stanno facendo sentire, quindi adesso dobbiamo piazzare una stazione della polizia. Io vorrei piazzare il distretto, però costa troppo. Questa, la stazione la mettiamo adesso in una zona molto particolare, qua vicino ai negozi, sacrificando qualche... Anzi no, la mettiamo qua per evitare... Ecco, io questo spazio l'ho creato proprio per alloggiare gli edifici che non che servono ma in maniera indiretta. Troppo traffico nella main road per raggiungere il lavoro, quindi adesso noi creiamo un'altra strada, magari un viale, appena adesso abbiamo i soldi, da una parte all'altra. Purtroppo i pendolari sono troppi, vedete ragazzi come le arterie si vanno a confluire in un'unica strada quando le persone vanno a lavorare. Questo abbiamo detto qui. Pompa dell'acqua va bene. Servirebbe... Che cos'è questo? Wow! Stazione di Megaloop. Questa la voglio creare, Sarà il primo trasporto pubblico che andrò a fare. Allora, vediamo un po' cosa succede qua. Omega Coin arrivo. Omega Core richiesta. Ragazzi, ma io minerali non ne ho. È inutile che mi continuate a dire questo. Qui il petrolio lo riusciamo a vendere più o meno. Vediamo con le fabbriche come andiamo. Abbiamo bisogno di tante fabbriche. Wow, allora ragazzi, vediamo se possiamo collocare delle nuove industrie. Aggiungiamo... No, non da questa parte. Qui c'è il petrolio, ok. Però io chiuderei la strada
facciamo così. Aggiungiamo una piccola... Ecco. È maledizione. Che sempre le cose storte dobbiamo fare. Dico io, le cose dritte non vi piacciono? Qua, quante fabbriche ci entrano qua dentro? Vediamo un po'. Ce ne entrerà una a malapena. Quindi ragazzi, questa soluzione non va. Dobbiamo ragionare. Perfetto, questa l'aggiungiamo qui. Maledizione. Però mi devo mettere... Gli occhiali ce l'ho, ma forse saranno... Avrò perso qualche grado stanotte mentre dormivo. Vediamo un po'. Devo essere preciso. Amen. Allora, vediamo se possiamo collocare una scuola elementare da queste parti. Ok. Cioè, qua che cosa è successo? 108.000 dollari. Ma no, dai, qualcuno mi ha regalato dei soldi. Non li volevo, ragazzi. Perché al solito dovete sempre regalarmi dei soldi? Va bene, ringrazio, però non li volevo. Volevo fare un po' da solo. Chi è questo ragazzone che mi ha inviato 100.000 dollari americani? Ecco, lo sapevo io che qualcuno al solito mi inviava sempre mi avrebbe inviato comunque dei soldi per aiutarmi. Chi è? Aspetta, no, era apparso. Vabbè, ringraziamo Simo Leon, qualcuno. Simo, non sono riuscito a leggere, troppo veloce è stata la scritta, però ringraziamolo comunque. Ho sbagliato dal lato opposto. Eccoci qua, una qui. Le fermate dell'autobus, ragazzi, una qua, verso le arterie principali. Quindi accettiamo il grandioso regalo del nostro amico Simo. E ovviamente adesso con questi soldi ci manderemo avanti nell'industria del petrolio. Mica siamo scemi. Avanti. Facciamo adesso ridere i polli. Vediamo un pochettino. 2, 3. Tutti ragazzi a scuola. Allora, visto che ci sono arrivati questi soldi, possiamo potenziare il nostro apparato petrolifero. Divisione estrattiva. Non ce l'abbiamo la divisione estrattiva della... Ma aspettate, cosa ci vuole per fare la divisione estrattiva Omega Co? Vediamo dov'è. Perché non la no, qual è la divisione estrattiva? Fabbrica Omega... Dov'è la divisione estrattiva? Installazione control net, l'accademia. Questi non c'entrano. Divisione estrattiva. Questi sono casino. Forse qua. Perché non mettono una barra di ricerca? Aspettate. Aspettate, un carico dov'è? È arrivato da una città vicina. È stato dimostrato che l'omega provoca vertigini, combustione spontanea e secchezza della bocca. Ma questa che è? Una fabbrica Omega Co? Proprietà e gestione della Omega Co. Ma ragazzi, io non capisco sta storia. Che cos'è questa cosa dei franchising? L'ho letta, ma... Cioè, proprietà e gestione della Omega Co. La Omega Co si è presa questa nostra fabbrica di Felsina. Si è preso questa nostra fabbrica come franchising. Due edifici Omega Co. 1, 4. Ce ne sono altri? Mappa droni, mappa Omega. Allora, edifici, proprietà Omega Co. Stato membro oro. Che cos'è sta storia? Attenzione, Omega. Ma... che cosa fa questa cosa? Vuole aiutarti a fare fortuna. Produce Omega dal petrolio greggio e dai minerali. Simulate sfumando le fabbriche, i negozi e le città in Francia. Qua cosa dicono? Cosa gli serve? Omega. Ma io non ne ho ancora. Io non ne ho minerali. Ho voglia che continua a dire minerali. Non ne ho. Come faccio? Quindi, intanto potenziamo l'estrazione petrolifera. Dicevo. Divisione estrattiva. Estrattiva. Quindi dobbiamo andare qui nell'estrazione. Divisione estrattiva deve essere da queste parti. Quartier generale. Maledizione. Dov'è? Divisione estrattiva. Non saprei. Va bene. Andiamo intanto con la nostra solita attività. Quanti barili ci sono? Perfetto. Un altro ancora.
Ok. E con questi 22.000 dollari che ci sono rimasti... Che cos'è questo? Io metterei, ragazzi... Ma allora, questa che cos'è? Perché mai i sim dovrebbero guidare sulle strade quando possono semplicemente sorvolarle? Installa questa stazione su qualsiasi strada per creare un sistema di trasporto pubblico sopraelevato ad alta velocità. Per esempio, ragazzi, solo per fare una prova, visto che ci sono stati regalati questi soldi, facciamo così. Collochiamolo qua. E qua, a quanto ho capito, uno potrebbe... Che passa sopra il terreno, giusto? Cioè, se io lo faccio così... Facciamo una prova, per esempio, se io metto questo... Ok, se io faccio così, poi qua posso costruire qua sotto, per esempio, voglio mettere questa. Per esempio, voglio mettere questo. No, non si possono mettere, ovviamente, perché... giustamente. Quindi dobbiamo mettere questo, ragazzi, su un'arteria principale, per esempio, qua su. Non c'è discussione, quindi... Scusate, però era solo una prova per capire come funzionano questi nuovi edifici. Allora, Omega Co, ovviamente. Ragazzi, mi dovete spiegare cos'è questa storia, perché io davvero non ci capisco niente. Allora, adesso, giustamente, dovranno entrare in funzione questi... Ma perché rosso? Omega Co in arrivo, va bene, arriva. Per me... Va bene, iniziate. Allora, tutto funziona. Sicuramente ci sarà un problema di energia. Me l'aspettavo. Vediamo se è vero. No, anzi no, funziona tutto. Quindi, abbiamo altri soldi. Quindi io direi di migliorare il sistema dei trasporti, visto che qua siamo bloccati, impantanati come un gabinetto, ragazzi, intasato. Quindi se noi collochiamo questo qua, quindi qua, a quanto ho capito potremmo collegare la nostra zona in maniera molto più rapida. Però, ragazzi, veramente voglio capire questa storia dell'Omega Co. Tutte queste fabbriche si stanno Dovremmo fondare una fabbrica Omega Co in pratica. Va bene, io adesso la fondo con questi 30.000 dollari. Vediamo quello che succede. Vediamo se avete ragione voi o ho ragione io. Va bene, facciamo così. Se ho ragione io, però, ve ne potete scappare. Vediamo un po'. A quanto ho capito non ci saranno neanche potenziamenti. Quindi mettiamola avanti. La fabbrica Omega Co l'abbiamo messa. Ah, siete contenti? Oh. E adesso che cosa facciamo che non abbiamo minerali? Siete contenti? Ah, meno male che sono contenti i nostri amici, che abbiamo finalmente collocato la nostra grande fabbrica. Però i minerali dove sono? Dove sono? Vediamo un po'. Scusate un attimo per l'interruzione, ragazzi, ma dovevo controllare una cosa sul desktop. Volevo vedere se tutto stava andando per il verso giusto. A quanto pare sembra sì. Quindi vediamo. Cercasi personale. Quindi abbiamo bisogno di casse di Omega Co, a quanto ho capito. Però minerali non ne abbiamo, perché questa è la suonata, ragazzi. Non ne abbiamo. Quindi vediamo un po' di fare... abbiamo bisogno di tanta gente a medio reddito e anche a basso reddito. Quindi vediamo un po' come va. La densità della popolazione sta crescendo sempre più. Ok. Io direi di aumentare la velocità. Ok. Vediamo di diminuire un po' la tassazione per la popolazione. No, 7%. Portiamola all'8%, così sono tutti più contenti. Allora, petrolio, che succede? Non ci sono più... Come non ci sono più? Non mi dite questo. Dov'è che non ci sono più risorse petrolifere? Abbiamo bisogno di minerali, come ovviamente io mi aspettavo. Però, come si fa in una città dove non ci sono minerali a crearli dal nulla? Minerali, neanche una piccola vena qua ce n'è di minerali, quindi... Energia, abbiamo bisogno anche di energia. Vediamo un po' se possiamo fermarci un attimo. Quello che mi aspettavo. Quindi, meno male che abbiamo questi 16.000 dollari. Io adesso vado a posizionare. Questo cos'è? Vediamo se possiamo allungare qui la nostra stradina. E ci mettiamo delle nuove pale eoliche. 1 e 2. Queste 2 pale eoliche sicuramente ci aiuteranno a portare avanti dell'energia. Mettiamo anche un'altra. Vediamo se riescono a mettersi in funzione. Ragazzi, partite. Eccole. Vediamo anche l'altra.
Perfetto. Ce n'è ancora di bisogno. Quindi possiamo mettere per esempio... ragazzi, ne dobbiamo aggiungere qualche altra. Vediamo se ne possiamo mettere un paio. Per esempio qua ci servirebbe. Vediamo se possiamo aggiungerla. Ci mancano i soldi. Ah, quanto costa? Vediamo un po'. $5.000, maledizione. Ragazzi, sono tutti un pochettino arrabbiati perché c'è stato questo calo di energia. Lo so. Calma. Allora, stiamo ripagando questi debiti. Io direi di aumentare no, le tasse le lasciamo così. Abbiamo avuto altri soldi. Quindi adesso, ragazzi, calma, un attimo. Vediamo di aggiungere un'altra centrale eolica. Adesso il problema dovrebbe essere già risolto. Vediamo un po' se l'energia finisce. Vediamo un po'. Inizia a girare anche l'altra. Dovremmo essere a cavallo. Vediamo un po'. Ecco. Sportiamo il petrolio. Carenza di elettricità. Ancora carenza di elettricità. Vediamo un po'. Ma se io vado a chiudere questa dannata fabbrica che non serve a niente, ecco qua. Così siamo tutti più tranquilli. Ragazzi, questa fabbrica non serve a nulla se non si hanno i minerali. E io ancora non ho neanche la capacità di avere tutto questo gran petrolio da portarlo via. Ecco, i camion di petrolio sono appunto qua. Dobbiamo migliorare questa nostra capacità. Quindi adesso con i prossimi soldi lo faremo. Eccoci qua, diamo energia a tutti, che tutti si stavano già arrabbiando. Questa dannata fabbrica di Omega Go ha creato solo problemi. Solo problemi. Perché così, ragazzi, se riuscite a inviarmi qualche tonnellata di minerali, allora la storia si può portare avanti. Ma senza minerali è inutile. Che succede? No, ci mancava. Dov'è? 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 Il tornado. Maledizione, ci mancava anche l'emergenza tornado adesso. Ma non ci credo, non ci voglio credere. Spegniamo intanto queste che abbiamo posizionato ora, nuove, che costano solo soldi in più. Spegniamone 3. Rompiscatole. Guardate un po' come alza tutto. Guarda. Ah, meno male, vattene a quel paese. Anche i parchi? Finalmente. Sì. Allora, vediamo un po'. L'intera regione impazzirà per la me e pagherà qualsiasi cifra per averla. Ora che hai una fabbrica potrai produrre... ok, clicca sulla fabbrica. Ecco la nostra fabbrica. Vediamo un po'. L'Omega viene sintetizzata dal petrolio greggio e dai minerali grezzi tramite un processo scientifico brevettato. Importa il petrolio greggio e i minerali alla vecchia maniera con un deposito o un magazzino oppure estraili direttamente. Il problema ovviamente è questo, perché nella nostra regione non abbiamo, città non abbiamo minerali. Ho capito. I camion della tua fabbrica consegnano Omega all'industria della città. Ancora non sanno cosa hanno bisogno. Ma presto considereranno Omega con tutte le loro forze. Va bene. Allora, andiamo nella nostra sezione principale. Eccola qua. Questo è il franchise.